Focus TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori. 8 positivi nelle ultime 24 ore è quello che si può definire il dato migliore degli ultimi mesi in Veneto. C'è però anche l'altra faccia della medaglia, ovvero il fatto che nella nostra regione stiano arrivando meno vaccini del previsto. Ed è proprio il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha dichiarato: se il cronoprogramma dell'arrivo dei vaccini nella nostra regione fosse rispettato, ad agosto sarebbe raggiunta l'immunità di gregge. Devo anche dire che stiamo finendo il Pfizer, nel senso che il Pfizer abbiamo 40.000 dosi, poco più, per cui c'è il problema della disponibilità di vaccino. La notizia arriva un po' in sordina e segue il dato assolutamente positivo dei soli 8 nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, il dato migliore da mesi, cui però Zaia fa seguire un'ultima ora. Alle promesse di nuovi arrivi del generale Figliuolo in Veneto soltanto il 13 maggio scorso non ha fatto seguito un reale cambio di passo nelle consegne. Dal 23 di aprile a luglio, con le previsioni di tutto questo periodo, siamo a meno 25,60 di Pfizer e meno 65,74 di Moderna. Ne parlavo anche l'altro giorno col commissario Figliuolo, anzi l'altro giorno, sabato sera, e c'è questo tema, c'è il tema che ci vuole una fornitura, c'è una straordinaria di vaccini. La regione continua a mantenere una media di 40.000 vaccinazioni al giorno, una macchina dunque che non sfrutta ancora tutto il suo potenziale organizzativo. Se le forniture corrispondessero alle previsioni, il Veneto, secondo Zaia, potrebbe raggiungere l'immunità di gregge ad agosto. Viste le prenotazioni e tutto, vedo che insomma se riuscisse ad arrivarci un bel po' di vaccini, ad agosto il giro di boa lo facciamo. Il presidente cita l'esempio padovano: dei 7 ricoverati in terapia intensiva, 4 non sono vaccinati, 3 avevano appena effettuato la prima dose. Salgono le percentuali degli immunizzati. Tra vaccinati e prenotati la fascia 60-69 sale all'82,4%, mentre quella dei 40-49 è già al 60,5%. Domani il piano di sanità pubblica, già approvato dal CTS, andrà in giunta. Prevede screening a campione sulla popolazione. Non solo di fare tamponi di screening, che quelli di base ci servono, ma addirittura di pensare a target più importanti, rincorrendo ovviamente fasce di popolazione che sono fuori, avulse da questo sistema, no? Quindi c'è i luoghi di aggregazione, i centri estivi, eccetera. L'ultimo passaggio è per il mondo delle discoteche, ad oggi ancora fermo e sul quale il CTS dovrebbe esprimersi proprio oggi. Il presidente Zaia giovedì all'incontro con Mattarella fa sapere che si schiererà a fianco della categoria. Oggi sono letteralmente dimenticati e vediamo poi cosa accade in giro per le piazze. Cioè, le immagini che arrivano dalle piazze ci dicono che in discoteca sono più sicuri. Punto. E l'appello mio che faccio al governo che metta mano subito a queste aperture. E vediamo allora assieme la tabella delle vaccinazioni che sono state realizzate nelle ultime 24 ore, un totale di dosi somministrate pari a 3.766.444. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 44.048 dosi di vaccino. Prime dosi sono 20.974 e i nuovi cicli completati sono 23.074. La percentuale di dosi somministrate sul totale delle dosi fornite è pari al 92,9%, quindi questo è un numero che è sempre molto alto nella nostra regione. Per quanto riguarda i vaccini, pensate, al San Bortolo di Vicenza sono partite dall'ULSS 1.600 lettere di sollecito rivolte a operatori sanitari che appunto lavorano sia nell'ospedale ma anche nelle strutture sanitarie private per appunto invitarli, se non l'hanno fatto, a vaccinarsi. Vaccinazioni. Nel mondo sanitario scatta la linea dura, prevista peraltro dalla norma, e per chi non si vaccina sono partite le lettere ed anche l'Uslotto Berica si adegua. La settimana scorsa abbiamo inviato 1.200 lettere ai sanitari privati
come ultimo sollecito e ultimo invito prima della diffida formale alla vaccinazione. Previsto peraltro un comitato tecnico scientifico per valutare eventuali esoneri, controindicazioni o altre problematiche. 1200 dipendenti della sanità privata, compresi gli operatori delle case di riposo, e 400 quelli dell'Uslotto, che ancora non si sarebbero presentati a un qualche centro vaccinale. Vaccinazione volontaria, ma forse opportuna per chi lavora in un settore così delicato come la sanità, tanto che da diverse settimane l'USL ha fatto un lavoro di sollecito nei confronti dei suoi dipendenti, anche per capire eventuali problematiche. Certo è che dopo, diciamo così, la fase di sollecitazione e l'invito bonario, il prossimo passaggio è segnato con l'applicazione della legge. L'invio dell'ultima lettera raccomandata di diffida formale, che in mancanza di esibizione di documentazione di eventuale vaccinazione o esonero fa scattare l'azione finale. Si provvede alla sospensione dal servizio, alla localizzazione in eventuale altra mansione e alla fine eventualmente alla sospensione finale dal servizio. Non si parla di licenziamento, ma certo è tutto da interpretare quel sospensione finale dal servizio, e gli avvocati sono già al lavoro. E a proposito di vaccinazioni, quella di Padova è la provincia in tutta la regione in cui sono state somministrate più dosi di vaccino. Sono più di 700.000 le dosi somministrate ad oggi da inizio campagna vaccinale nella sola provincia di Padova, dato che porta l'Ulse Euganea al vertice della classifica veneta per inoculazioni. Con un comunicato sui social, il direttore generale dell'Ulse 6, Paolo Fortuna, rende noto che nell'ultima settimana tra provincia e città sono state inoculate 70.000 dosi. Considerando quindi gli orari di apertura dei diversi centri vaccinali, si tratta di circa 19 dosi somministrate al minuto in tutto il territorio provinciale. Un risultato frutto della sinergia con le realtà che nel territorio operano, con centri vaccinali come l'azienda ospedaliera, l'ospedale militare, il CUAM, i medici di medicina generale, la protezione civile e la Croce Rossa. E adesso vedo collegata dalla redazione di Bassano del Grappa la nostra Angelica Montagna, perché Angelica, ieri sera si è tenuta un'assemblea decisamente infuocata a Marostica per discutere di un incrocio che è stato tra l'altro teatro di diversi incidenti stradali anche molto seri. Allora Angelica, raccontaci un po'. Esatto Vanessa, buongiorno ai telespettatori. È vero, ieri alla casetta della sede del comitato di Borgo Panica si è tenuto appunto con un unico punto all'ordine del giorno un'assemblea pubblica. La viabilità, via Panica, via 4 novembre, via Monteferro, un incontro organizzato e voluto proprio dal comitato di quartiere. Il presidente, lo ricordiamo, è Marino Scalcon. È un problema che dura, pensate, da oltre 70 anni. Perché da quando sorge appunto questo quartiere non è mai stato risolto. È una problematica la viabilità, è un incrocio pericoloso, clima quindi infuocato ieri sera. Da una parte il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, il vice sindaco Valentino Scomazzoni, il presidente del Consiglio Comunale di Marostica Pietro Fantinato, l'assessore all'ambiente, il capogruppo di maggioranza, quasi tutta insomma l'amministrazione comunale ad ascoltare. Dall'altra parte Giorgio Santini, consigliere di minoranza ma anche consigliere provinciale con delega alla viabilità della provincia di Vicenza. Quindi da una parte abbiamo Santini con un progetto rotatoria, dice c'è già tutto pronto in provincia, la provincia finanzia almeno il 90%, ma di fatto è ancora tutto sulla carta, non c'è ancora un progetto definitivo. Dall'altra parte la pubblica amministrazione di Marostica che dice ma noi in realtà abbiamo già fatto un marciapiede, che è un progetto di marciapiede importante che collega un po' tutta l'area, e abbiamo già anche un progetto esecutivo per aprire una nuova strada di collegamento da via Panica e via 4 novembre. Lì, per chi non lo sa, c'è il vecchio ospedale dell'area ULS, addirittura distretto 1 e 2 dell'ULS 7 Pedemontana. A breve saranno spostati tutti gli amministrativi. Quindi quello che si chiede all'amministrazione comunale è attenzione, noi in realtà quello che vogliamo è uno studio più importante del traffico, anche in vista di questo spostamento. Se tutti gli amministrativi sono lì, ci sarà un flusso di traffico maggiore.
da vedere anche, vengono dal Bassanese, vengono invece dal distretto 2, quindi Tiene Schio, attenzione. Quindi quello che loro dicono è vero, noi non siamo contrari alla rotatoria, potrebbe anche essere un'integrazione a quella che è già, eccolo, lo vediamo, Mozzo, no? Quella è questo che ha detto ieri sera, potrebbe essere un'integrazione al progetto di questa nuova strada, una nuova strada che collega appunto la zona del vecchio ospedale. Non siamo contrari alla rotatoria, ma attenzione, è stato detto, guardiamo altri esempi, guardiamo Rosà, la nuova rotatoria è riuscita a smaltire il traffico, è riuscita a fare in modo che sia più snello? No. Dicono basta andare nelle ore di punta, anche non di punta si vede. Quindi c'è una grande diatriba, un grande dibattito aperto, naturalmente con i residenti che sono stati anche un po' esasperati, hanno detto basta, però qualcosa si deve fare. E un po' questo tema che ha dato anche quasi l'impressione si spostasse più su un piano più politico che non effettivamente un piano di fattibilità reale. Quindi quello che chiede l'amministrazione è un po' di tempo, dicendo a settembre noi vogliamo tutte le proiezioni del traffico anche con le vie collegate. Attenzione a non rifare una rotatoria bis come quella di Rosà, che va in realtà a penalizzare anche i residenti di quelle zone, ed eccoli qua, li vediamo, erano presenti tutti i residenti di Borgo Panica. Quindi bisognerà capire, addirittura è stato detto, questo è Santini invece che insiste sulla rotatoria, dice la provincia, anzi è già quasi d'accordo, finanzierebbe il 90%, ma è ancora tutto sulla carta. Quindi spesso hanno detto anche appunto Matteo Motto ha detto spesso basterebbe anche per esempio raddrizzare un'uscita pericolosa. Di fatto via Panica, la provinciale, è una X questo tratto nevralgico, ma è un'uscita pericolosa quasi a sbieco, e magari questa sera nel TG ve la mostreremo. Basterebbe forse raddrizzare anche soltanto quella. Insomma, oggi vedremo, noi di Rete Veneta seguiremo, avremo i due personaggi, nel senso che intervisteremo sia Santini, provincia di Vicenza pro rotatoria, ma anche il sindaco con uno studio, voglioso di uno studio più importante, più completo e soprattutto che non vada a rattoppare una situazione come Rosà, appunto, che in realtà vediamo questa rotatoria è sempre congestionata a ogni ora della giornata. Bene. E se non ci sono domande, io mi fermerei qui. Grazie Angelica Montagna, grazie perché ci ha dato veramente un quadro della situazione e vedremo nei nostri telegiornali TG Bassano questa sera. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è una breve pausa. La zona industriale qua e in mezzo c'è il Casoni. Centro abitato, scuole, asili. Siamo a una brillante operazione di cronaca della Polizia di Stato di Trieste, che ha arrestato un uomo di 52 anni di Gorizia, denunciato 2 persone, una a Napoli e una a Padova, ha sequestrato criptovalute, decine di migliaia di file di pornografia minorile nell'ambito dell'operazione Web Oscuro eseguita dalla Polizia Postale proprio oggi delle comunicazioni. La perquisizione eseguita nei confronti dell'arrestato che aveva ovviamente protetto i suoi account, i suoi sistemi con tecniche per rendere anonima la presenza in rete, ha consentito di rinvenire, pensate, più di 30.000 file pedopornografici con bambini anche molto piccoli, raffigurati mentre venivano sottoposti a violenze e sevizie. Gli agenti della Polizia Postale hanno trovato anche 2.000 chat contenenti richieste di scambio di materiale pedopornografico. In questi messaggi il 52enne arrestato proponeva a interlocutori del dark web cataloghi raffiguranti minori che sarebbero stati disponibili per incontri sessuali dal vivo. È stato inoltre trovato un wallet, un portafoglio per la gestione delle criptovalute dove confluivano i proventi della vendita del materiale multimediale che raffigurava i minori. Sono ancora in corso accertamenti anche di carattere internazionale per riscontrare l'effettiva e reale disponibilità dei minori proposti nei cataloghi e per identificare gli altri interlocutori dell'arrestato.
Le due persone che sono state denunciate, dicevamo, una nel Padovano, l'altra a Napoli, hanno scambiato messaggi con l'arrestato per organizzare in un caso un incontro con minori di 14 anni per scopi sessuali e ricevere materiale pedopornografico. Le perquisizioni a loro carico, che sono state eseguite con la collaborazione della Polizia Postale di Venezia e di Napoli, hanno consentito di sequestrare numerosi dispositivi informatici che contengono materiale pedopornografico, oltre agli account che sono stati utilizzati. Quindi un'operazione che abbiamo sentito interessa anche la provincia di Padova, e ce ne occuperemo anche nei nostri telegiornali. Torniamo nei nostri ospedali, soprattutto il pronto soccorso viene preso d'assalto in questi giorni di caldo e non solo, e sono soprattutto gli anziani che si rivolgono ai pronto soccorso. Pronto soccorso di Vicenza tornato ai numeri pre-Covid, un afflusso che registra almeno 240 prestazioni al giorno. Non è soltanto il caldo di un'estate torrida esplosa al suo esordio in maniera repentina, ma anche la presenza di pazienti anziani a incidere sui tempi delle prestazioni. Stavo guardando un attimino i dati sugli accessi di quest'ultimo periodo e sono sovrapponibili come numerosità al 2019, sempre nello stesso identica momento, e mediamente abbiamo circa 240-250 accessi tutti i giorni. Vediamo tantissimi anziani in questo periodo. Gli anziani generalmente portano su di sé una valigia molto grande di patologie. Noi non conosciamo tutta la storia clinica di questa persona. Gestire una persona così complessa, così fragile, che non conosciamo in pronto soccorso, richiede dei tempi che non sono indifferenti. Questo ovviamente si ripercuote sui tempi di attesa di tutti coloro che magari hanno delle problematiche non meno dignitose, però che possono attendere più tempo per accedere alla valutazione in ambulatorio o in area di emergenza. Per il caldo restano le raccomandazioni di sempre: vestirsi in maniera leggera, possibilmente in cotone, evitando sintetico, sostare in aree provviste di condizionatori d'aria e, molto importante, controllare anche nell'anziano che si idrati adeguatamente durante il giorno. Questo a San Bortolo di Vicenza. A Treviso situazione analoga, tra l'altro si è registrato, pensate, il 20% in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni scorsi di accessi al pronto soccorso. Si parla di codici bianchi per fortuna, però il 20% in più non è da poco. Abbiamo avuto circa un aumento percentuale del 20% nei pronti soccorsi di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, tutti fondamentalmente a carico dei codici bianchi, che non sono, sono dei traumi, per lo più stanchezza, cose problematiche che noi definiamo minori. Boom di accessi al pronto soccorso in codice bianco, con numeri che oltrepassano di gran lunga la media, accessi non legati al caldo di questi giorni, che arrivano verosimilmente in un periodo di ripartenza, di aperture, di calo dei contagi e di calo di paura da Covid. Siccome abbiamo parecchi traumi e questo può essere legato al fatto che la gente esce più di casa, e poi sì, probabilmente abbiamo avuto un lungo periodo in cui le persone non hanno potuto venire, e adesso, essendo che siamo in area bianca, in zona bianca, c'è meno preoccupazione, quindi c'è più facilità ad accedere al pronto soccorso. Non è che questo sia di per sé una cosa che non va, ci dispiace solo che la gente deve aspettare di più. La preoccupazione va ai tempi di attesa e al trend qualora si mantenessero questi ritmi. Per Vittorio Veneto e Conegliano abbiamo 85.000 accessi all'anno. Se continua questa tendenza, questo trend, supereremo i 100.000 tranquillamente, e a Treviso dai 105.000 soliti si arriverebbe a 125-130.000 se continuasse così con questo andamento. Immancabili con queste temperature le raccomandazioni per tutelarsi dal caldo: bere tanta acqua, frutta, verdura, queste cose qua. E attenzione per le persone anziane con i farmaci, specialmente quelli che prendono la pressione, bisogna misurarsi un po' più frequentemente la pressione, perché quelle medicine che prendiamo d'inverno adesso rischiano di essere tanto, e quindi magari la pressione scende troppo e le persone possono avere dei disturbi, per esempio delle sincopi o dei malesseri, così. Quindi in questi casi, se ci accorge che la pressione è troppo bassa, basta rivolgersi al proprio medico, che
correggerà la terapia come fanno comunque i colleghi tutti gli anni, quindi è normale. E si è svolta in tribunale a Padova l'udienza preliminare del processo per l'aggressione al penalista Pietro Longo, che è stata appunto che è avvenuta lo scorso settembre. Sono stati rinviati a giudizio le 2 persone che l'hanno picchiato. Sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni gravissime, rapina la coppia padovana che la sera del 30 settembre 2020 aggredì l'avvocato ed ex senatore di Forza Italia Piero Longo. L'aggressione era avvenuta nell'androne del palazzo, a pochi passi dal centro di Padova dove vive il penalista. È stata invece assolta la terza persona che si trovava con loro, una 31enne padovana, figlia di un'ex compagna dell'avvocato. Per lei il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni, ma al termine dell'udienza preliminare la giovane è stata assolta. Silvia Maran, commercialista, e il compagno Luca Zanone, elettricista, invece, secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Padova, la sera dell'aggressione avevano picchiato l'avvocato che da anni conosceva la loro amica 31enne. La discussione si era tramutata in violenza. L'avvocato, colpito al volto, si era difeso sparando in aria con la sua pistola, legalmente detenuta. I colpi si erano conficcati nelle pareti dell'androne condominiale. Nella colluttazione la coppia aveva strappato di mano l'arma e poi si erano allontanati con la pistola, chiamando loro stessi la polizia per denunciare quanto accaduto. Da qui l'inserimento nel capo di imputazione anche del porto d'arma in luogo pubblico. La giovane donna assolta invece era rimasta sempre fuori dal condominio senza mai intervenire. Il processo nei confronti della coppia inizierà il 22 settembre prossimo. Atto intimidatorio ai danni del Kidame Campus, la comunità d'accoglienza gestita da Don Luca Favarin. Nei locali della comunità, in una delle periferie di Padova, i vandali hanno rubato i computer con i dati dei ragazzi, hanno distrutto porte, ante di armadi, mettendo tutto a soqquadro. Hanno mangiato, buttato il cibo in giro anche sui letti dei ragazzi ospiti della comunità che erano appena partiti per le vacanze. Il Kidame Campus accoglie 8 minori sottratti all'attività criminali di qualche clan e offre a quelli condannati percorsi alternativi al carcere. E adesso andiamo a Venezia, perché tra un anno potrebbero tornare attivi i tornelli, ricorderete, per regolare l'accesso alla città. Manca ancora più di un anno, ma la notizia fa già molto discutere. Dall'estate 2022 potrebbero tornare operativi a Venezia i tornelli, auspicando che il turismo riparta. Presidi per essere in grado di regolare e, se necessario, anche bloccare i flussi turistici in arrivo nel centro storico di Venezia. Il posizionamento dei tornelli in determinate zone della città consentirebbe la loro entrata in funzione, se necessario, in determinati frangenti di punta. Una novità, anche se c'è già stata, in verità, una prima sperimentazione nel 2018, che oggi, come allora, fa molto discutere e divide la città tra favorevoli e contrari. La misura va inquadrata però nella conferma dell'entrata in vigore del contributo di accesso per i turisti che visitano in giornata la città senza pernottare, che però è confermato dal prossimo anno. Il confronto sull'inserimento dei tornelli nei punti strategici della città era ovviamente stato superato momentaneamente dall'emergenza Covid, che di fatto da più di un anno ha bloccato, senza bisogno di tornelli, gli ingressi turistici in città. Ma ora se ne riparla in vista della ripartenza, una questione delicata gestita in prima persona dal sindaco Brugnaro. Ma non appena tornerà la normalità, la giunta comunale ha confermato di voler riprendere in mano la loro sperimentazione. Per questo Cafarsetti sta sondando con una manifestazione di interesse i fornitori di tornelli. Ne discutono anche le categorie economiche, ma il dibattito è ora più che mai aperto. Dibattito aperto, tanto che dai banchi dell'opposizione Monica Sambo fa sentire la sua voce e dice: è assurdo che dopo 6 anni ancora il Comune di Venezia non riesca a gestire i flussi turistici. La Giunta Brugnari, invece di ripensare a nuovi modelli di gestione del turismo, di pensare a un nuovo modello di turismo che sia anche compatibile con la città, cosa fa? Decide di sprecare risorse pubbliche per bloccare la città di fatto con dei tornelli. Che dopo 6 anni a Cafarsetti l'idea dell'amministrazione comunale per regolare l'assalto turistico sia quella di rimettere i tornelli, denuncia l'assenza di qualsiasi strategia e di qualsiasi politica di gestione dei flussi. È durissima la capogruppo del PD Monica Sambo, secondo la quale oltretutto i tornelli non limitano realmente gli arrivi e risultano di fatto assolutamente inutili.
In questo anno e mezzo di pandemia si sarebbe potuto, anzi si doveva ripensare a nuovi modelli di turismo da un lato, ma anche a un sistema di programmazione che impedisse di tornare, diciamo, alla situazione precedente e che ripensando a una nuova gestione e a un nuovo sviluppo e a un nuovo modello di turismo per Venezia. Tutto questo non è stato fatto, siamo all'anno zero, si ricomincia semplicemente, finalmente, ecco, almeno si iniziano a contare i turisti. Ad aggravare il quadro sull'operato o non operato dell'amministrazione comunale in carica, secondo l'esponente del PD, è anche che nel frattempo il Comune di Venezia abbia ricevuto innumerevoli risorse statali proprio per la gestione e programmazione del turismo. Erano arrivati addirittura 10 milioni di euro per la gestione di sistemi sperimentali per il turismo dal cosiddetto Patto per Venezia del 2016. Ebbene, di questi soldi solo una minima parte è stata utilizzata per delle nuove tecnologie e di gestione del turismo, la maggior parte è stata dirottata in eventi assolutamente non legati appunto a questa funzione, come ad esempio il Salone Nautico. C'è una breve pausa, tra pochissimo. Rieccoci in diretta Focus TG, più di un anno di Covid, ed è il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello che traccia uno spaccato di vita di questi ultimi mesi, di questo ultimo anno e mezzo abbondanti, e ha raccontato al nostro microfono che tutto sommato il Covid ha rafforzato legami e rapporti. È stato un crescendo di avvenimenti, per cui adesso forse guardando indietro sembra di poter avere la visione completa di un film, come se avesse una trama, ma man mano che lo stavamo vivendo, quale sarebbe stato l'epilogo del film non era chiaro. Lo racconta come un film questo lungo anno e più di pandemia Pietro Signoriello, prefetto di Vicenza, che si è trovato in prima fila nella sua gestione. Ho dovuto le mie scuse al provveditore agli studi, il professor Formaggio, che all'inizio di tutti questi avvenimenti aveva cercato di limitare il rientro a scuola di ragazzi, insomma, dalla Cina, e la cosa mi aveva suscitato un certo imbarazzo, perché le direttive nazionali del tempo erano di non discriminare quella comunità. Covid che per un attimo si è temuto fosse entrato in prefettura a seguito di incontri con persone che proprio in quei giorni erano state a Vo. Gestire il continuo afflusso di informazioni, direttive governative, talvolta che in conflitto tra loro avrebbero potuto ingenerare confusione. In un attimo comunicare è diventato prioritario ed è stata la caccia alla rete, alle piattaforme, perché la prefettura è diventata il trade union con i comuni. Fare percepire che comunque ognuno apparteneva a un sistema complesso e potersi confrontare, poter evidenziare le problematiche emergenti, cercare laddove possibile delle risposte univoche, e questo era determinante. Ed è ai sindaci che il prefetto guarda, diventati elemento fondamentale di risposta sul territorio in un nuovo rapporto governo-istituzioni. Si sono dimostrate ancora una volta le cellule fondamentali della Repubblica, capaci davvero di dare risposte anche dove risposte non c'erano, eppure le risposte le davano. Sono stati dei leoni tutti, sia i comuni più grandi, i sindaci dei comuni più grandi, che quelli più piccoli. Risse in piazza, assembramenti, schiamazzi notturni. I residenti del centro storico di Padova sono davvero esasperati. C'è una movida che si svolge fino a mezzanotte, fatta di gente tranquilla, normale, famiglie, amici che vengono qui per bere qualcosa e passare una serata al fresco. E c'è una movida che si scatena, una mala movida, che si scatena dopo mezzanotte e dura fino alle 4:30, 5, durante la quale succede di tutto. Urla, violenza, lanci di bottiglie. Questa è la denuncia dei residenti di Piazza dei Signori a Padova dopo l'ultima rissa in centro storico. Non contestano i tavoli dei ristoranti o dei locali, ma i gruppi che rimangono fino a tarda notte a lordare la piazza e a bere, provocando liti sotto l'effetto dell'alcol. Vorrei capire anche il sindaco
quando dice che non vuole sospendere la Movida se parla anche della seconda, perché la seconda non è Movida ma è un problema di ordine pubblico molto serio. I controlli ci sono ma andrebbero fatti a tarda notte, non mentre la gente è a cena, dicono. I controlli devono essere fatti di notte fino alle 4:30, 5, perché finché non passa la PS a pulire qua succede di tutto. Di fatto è l'azienda della Sporto Rifiuti che smobilita dalle piazze queste persone. Chiusi i locali, la piazza diventa terra di nessuno, spiegano i residenti, che spesso si trovano ad immortalare dalle loro finestre le risse o alla mattina seguente i resti della sporcizia della Movida. Oltre ai controlli, chiedono ingressi contingentati nelle piazze del centro storico. Poi c'è un'altra questione che riguarda gli assembramenti e questa è una questione di salute pubblica. Io vedo che in molte città stanno contingentando gli ingressi alle piazze con delle transenne, per esempio, oppure Pavia ha deciso di chiudere i bar alle 24. Disagi nel centro di Padova, poi andremo a vedere anche cosa succede in alcuni quartieri di Vicenza, ma restiamo a Padova perché vedo in collegamento Skype la nostra Valentina Visentin. Valentina, abbiamo appena visto il servizio relativo proprio alla protesta dei residenti causa Movida, una Movida esagerata nel centro storico di Padova. Sì, una movida esagerata che però viene concentrata soprattutto nelle ore, come avete sentito, più tarde della notte. Qui non si contesta la movida dei ristoranti, quindi le persone che vanno a cena, quanto quello che rimane poi una volta chiuso i locali, quindi gruppi di ragazzi che si ubriacano, lanciano bottiglie e spesso proprio sotto gli effetti dell'alcol provocano delle risse violente come quella che è avvenuta nel fine settimana tra Piazza Duomo e Piazza dei Signori. Quindi queste sono anche le voci dei residenti che chiedono appunto che i controlli vengano fatti proprio più avanti, più in là nella notte, non quando la gente è a cena nei locali. Cronaca, novità oggi parecchie grosse anche. Per quanto riguarda la cronaca c'è un'operazione della polizia di Trieste che però riguarda anche Padova, l'ambito purtroppo è quello della pedopornografia, è stato arrestato un uomo di 52 anni di Gorizia, ma ci sono anche 2 persone denunciate e una di queste persone denunciate è di Padova. Si tratta appunto di perquisizioni che hanno fatto rinvenire materie, più di 30.000 file pedopornografici con bambini, e le 2 persone invece denunciate sono una di Padova e una di Napoli e sono accusate di aver scambiato messaggi con la persona invece arrestata per organizzare un incontro con bambini di 14 anni, incontri purtroppo a scopo sessuale. Poi ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali potremo raccontarvi qualcosa in più. Per quanto invece riguarda i dati sull'epidemia di Covid, è in corso una conferenza stampa dell'azienda ospedaliera, abbiamo già però i primi dati. Al momento i casi di positivi a Padova e provincia sono 649, quindi in calo rispetto alla settimana scorsa quando erano invece 810, si sono registrati 26 nuovi casi in questa settimana, sono stati realizzati quasi 8.000 tamponi, sono aumentati però gli accessi al pronto soccorso e di questi sono stati 246 che hanno riguardato persone con sintomi Covid o simil Covid. Per lo più sono accessi pediatrici perché sono 181 i piccoli portati in pronto soccorso pediatrico con sintomi simil Covid. Uno di questi, l'unico risultato positivo, è stato poi ricoverato a scopo precauzionale. Invece c'è stato purtroppo un ricovero nuovo in terapia intensiva, riguarda una donna di 32 anni, quindi piuttosto giovane, che è risultata positiva al Covid, è stato sequenziato il virus e si tratta della variante brasiliana. Quindi questi sono i primi dati che riguardano appunto l'andamento dell'epidemia nella provincia di Padova. Certo, tra l'altro prima abbiamo visto assieme un servizio in cui Padova si registra la provincia con il più alto numero di vaccinazioni, 700.000 dosi somministrate, quindi insomma questo fa ben pensare proprio per una questione di immunità di gregge. Sì, assolutamente sì, e nella settimana scorsa in 7 giorni sono state somministrate 70.000 dosi di vaccino, quindi insomma un buon numero perché calcolando sono circa 19 dosi al minuto somministrate.
Sì, quindi ecco, per quanto riguarda il discorso degli accessi, tu hai accennato poco fa il discorso degli accessi al pronto soccorso, per quanto riguarda però sintomi simili Covid. Nei vari ospedali della provincia abbiamo visto, della regione abbiamo visto per esempio Vicenza o Treviso, invece un aumento importante si è verificato nel pronto soccorso per quanto riguarda soprattutto anziani, colpi di calore e quant'altro. A Padova com'è la situazione? C'è stato un aumento di accessi, perché sui 2.900 accessi in pronto soccorso, diciamo solo 246 avevano sintomi simili Covid, che poi hanno portato a un totale di 9 positivi. Quindi diciamo che tutto il resto è dovuto a patologie diverse o anche al grande caldo che insomma in questi giorni stiamo tutti sopportando. Cioè, sono soprattutto anziani però anche da voi? Sì, non ci hanno dato l'età degli altri ricoveri per spiegare un po' sui sintomi del Covid, però sì, insomma l'età è piuttosto per i ricoveri e per gli accessi in pronto soccorso non Covid, l'età è più alta rispetto a quelli del Covid. Bene, grazie allora a Valentina Visentin, grazie per il tuo intervento Valentina. C'è una pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta parlando di aumento di accessi al pronto soccorso, soprattutto causa gran caldo, e sono soprattutto gli anziani che accedono. Andiamo davanti all'ospedale di Bassano, al San Bassiano, c'è collegata per noi la nostra Erinda Chitezza. Buongiorno Erinda, tu hai parlato proprio con il primario del pronto soccorso Andrea Favaro, ha fatto un po' ha tracciato un po' una fotografia dei nuovi accessi che sono appunto in questi giorni nel pronto soccorso causa caldo. La situazione com'è, Rinda? Buongiorno Vanessa e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, c'è stato un aumento esponenziale di accessi al pronto soccorso negli ultimi mesi, ma il dottore ci ha confermato che per adesso sono sotto controllo gli accessi per quanto riguarda il caldo e l'affa. Maggiormente invece si registrano pazienti che hanno problematiche respiratorie o anche problematiche più leggere, magari si tratta di problemi che hanno con le vaccinazioni perché prendono informazioni da amici oppure alla televisione e diciamo hanno sintomatologie che non sono, che magari si sentono hanno problematiche, ma in realtà sono facilmente gestibili. Ovviamente questo aumento esponenziale è stato dovuto anche grazie al calo dei contagi da coronavirus e quindi le persone hanno iniziato ad accedere maggiormente il pronto soccorso. Per il caldo ancora tutto stabile. Tutto stabile. Tu sei stata tra l'altro anche a Marostica, hai sondato un po' l'umore della gente, soprattutto anche in vista di questa estate che ormai è partita. Ieri 21 giugno è iniziata ufficialmente questa estate 2021. Caldo, vacanze, di cosa avete parlato soprattutto? Beh, abbiamo parlato sicuramente di come gestiscono e come riescono a gestire questo caldo e l'affa. La maggior parte delle persone ha detto stando a casa o comunque cercando di stare all'interno durante gli orari di punta, poi bevendo moltissimi liquidi perché ricordiamo che è importantissima l'idratazione, o comunque se si è in vacanza cercare di non esporsi appunto negli orari di picco, cercare di stare all'interno con magari ventilatore o climatizzatore e cercando di creare anche diciamo aprendo le finestre durante la notte. Questa è stata un po' la nostra chiacchierata con le persone, ma ricordiamo a tutti i nostri telespettatori bere sempre moltissima acqua che ci aiuta durante questi mesi. Soprattutto in questi mesi di caldo. Bene, grazie allora a Erinda Chitezza, grazie per il tuo intervento, insomma confermato anche al San Bassiano, all'ospedale di Bassano del Grappa, quello che è stato già dichiarato negli altri nosocomi della nostra regione. Si parlava di Movida e quant'altro, siamo stati a Padova, avevo accennato a Vicenza perché oltre alla Movida in un quartiere specifico, ovvero il quartiere San Felice, c'è una situazione davvero insopportabile, soprattutto per i residenti.
Una movida finalmente senza zuffe tra ubriachi e scene di violenza questo fine settimana in centro storico a Vicenza. Una prova del 9 superata con successo per l'apparato di sicurezza rinforzato messo in atto dall'amministrazione comunale e coordinato da prefettura e questura. Pattuglie di carabinieri e polizia militare della Ederle hanno contribuito alla sorveglianza delle piazze e della zona di contrappescherie vecchie, salita tristemente alla ribalta per le scene da Far West nei weekend scorsi. Il caldo e l'afa hanno contribuito a scoraggiare la presenza di molti degli avventori abituali, residenti ed esercenti finalmente soddisfatti dopo i ripetuti appelli. Ma se il centro respira, c'è chi invece incalza il comune e le forze dell'ordine esortandoli ad intervenire. Marco, un nostro telespettatore che si firma come residenti di via Alberto Mario, contrappone le misure eccezionali adottate per la movida violenta alla scarsa efficacia delle azioni fin qui fatte per contrastare il degrado della droga nel quartiere di San Felice. Spacciatori in monopattino e drogati che sembrano zombie a tutte le ore si aggirano in quartiere chiedendo soldi e appartandosi negli androni dei palazzi a drogarsi. Basta, Vicenza in queste condizioni fa schifo, conclude. Noi oggi siamo tornati a San Felice a chiedere conferma della situazione così descritta. È pazzesco il discorso, è pazzesco. Veramente, anche da aver paura. Ultimamente la zona è un po' degenerata a causa probabilmente di tutto l'intervento della polizia che si è concentrata nella zona di Campo Marzio praticamente, e dunque lo spaccio di droga si è concentrato in questa via. Una cosa vergognosa, è invivibile ormai. Bisogna a tutte le ore, mattina, pomeriggio e anche col caldo. Senza contare i bisogni che salvaguardare, un gabinetto a cielo aperto. Spacciatori finché vuole. Basta pescarli, sono tutti in bicicletta con lo zainetto. L'appello è alle forze dell'ordine, al comune, che ci venga in soccorso a combattere questa emergenza dello spaccio di droga in questa zona. Con il ritorno alla normalità sono diversi consumatori che ci hanno segnalato un aumento di prezzi, tanto al supermercato quanto nei locali, nei bar per esempio. Sì, un po' sì, noi non siamo di Treviso, comunque in generale abbiamo notato che i prezzi sono un po' aumentati. A livello del 15-20% in determinati prodotti. In generale si vede anche sulla spesa totale, magari uno ci fa caso così nel dettaglio, 50 centesimi, un euro, 2 euro, uno magari non lo nota. Sì, dappertutto, in questa crisi è aumentato dappertutto. No. Il supermercato ha notato aumenti? Sempre lo stesso, quindi mi trovo bene. Leggermente, sì. Chi lo accetta di buon grado, visto il periodo difficile vissuto da baristi e ristoratori, chi invece ha già annotato prezzi ed è in grado di calcolare l'inflazione, chi distingue tra costo al banco e costo al supermercato. Che i prezzi siano stati ritoccati al rialzo in alcuni bar e ristoranti del centro è innegabile, per beni come la bottiglietta d'acqua oppure il tramezzino. Chi non lo ha fatto a Treviso ha fatto una scelta consapevole per gestire la concorrenza. Siamo poi su una piazza dove siamo in 5 bar al momento, in una piazza molto piccola, e per cui devi stare anche un po' al passo con gli altri, perché bastano i 10 centesimi che vanno da un'altra parte. Sarebbe il caso, ma in questo momento non si può fare perché la gente si accorge, oppure la gente si potrebbe anche capire che noi abbiamo dei costi anche di affitti, personale, tutto quello che è l'indotto sulla nostra attività. Però tanta gente ci rimane un po' male. Stefano Barangoni della pizzeria Da Fausta a Treviso dal 1957 spiega che le politiche sono state diverse anche con l'asporto in lockdown. In lockdown non abbiamo fatto le consegne sulle pizze a domicilio senza apportare nessun aumento. Poco più in là, in piazzetta Dolfin, chi ha fatto una scelta precisa e motivata. Non è corretto nei confronti dei clienti, in fin dei conti la crisi, il momento difficile l'abbiamo passato tutti e quindi ci sembrava opportuno restare uguali con i prezzi. È un aumento di prezzi che viene confermato dallo stesso presidente Ascom Confcommercio Capraro. Sono in aumento i costi delle materie prime, sono in aumento i costi dei trasporti, sono in aumento anche i costi di gestione, i costi di sanificazione, comportano dei costi per le aziende, per cui ci sarà un aumento dei prezzi calcolato, misurato, non in ragione
di una volontà di recuperare ciò che si è perso, anche perché ahimè si è perso troppo e non è recuperabile, ma è ragione dei maggiori costi che ci sono. È il presidente di Ascom Confcommercio di Treviso, Federico Capraro, ad ammettere che i prezzi potrebbero aumentare per una serie di motivi legati all'aumento dei costi sostenuti dagli esercenti. Materie prime più costose, ma anche costi di produzione. Capraro conferma il progressivo svuotamento dei centri nel fine settimana a favore delle località turistiche, di pari passo però con un timido aumento del turismo anche straniero in città. Ora il comparto attende le promesse di Draghi, ristori veri, detassazione e rateizzazione del debito. I sostegni sono fermi al 2020. Stiamo aspettando i primi ristori del governo Draghi, che sono i ristori per il 2021, ma soprattutto aspettiamo le misure sulle quali costruire la vera ripartenza, quindi la possibilità di avere un arco temporale molto lungo per rientrare degli impegni che ci siamo assunti per tener duro e per arrivare a questo momento. E parlando di aiuti, contributi nei confronti delle attività economiche di bar, ristoranti, ma anche proprio dei vari negozi che si trovano nei centri dei paesi, a Brendola il Comune ha preso un'iniziativa. Alla vista lunga la pubblica amministrazione di Brendola, che ha deciso di formalizzare con una delibera di consiglio una riduzione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti latari per categorie specifiche che hanno risentito maggiormente delle chiusure dovute al Covid. Tale riduzione applicata nell'anno 2021 sarà dunque calcolata sull'intero importo complessivo sia di quota fissa sia di quota variabile. Abbiamo deciso di azzerare la componente fissa e quella variabile della tassa rifiuti per bar, ristoranti, agriturismi, pasticcerie, agenzie viaggi, palestre e cinema del nostro territorio, ovvero del Comune di Brendola. Questa misura è sostenuta grazie alle risorse messe a disposizione e dall'articolo 6 del decreto Sostegni bis e in parte anche dalle risorse proprie del nostro bilancio del Comune. Proprio nei giorni scorsi Confcommercio Provinciale aveva scritto una lettera a tutte le amministrazioni chiedendo un abbattimento della tariffa rifiuti per sostenere quegli operatori che continuano a offrire un servizio distributivo di prossimità ai cittadini di ogni comunità locale. E a proposito di Tari, a Venezia c'è ancora tempo per presentare la richiesta di riduzione al Comune di Vicenza per alleggerire la Tari relativa al 2020. Dopo un incontro con le categorie, gli assessori comunali Zuin e Costalonga hanno deciso di posticipare la scadenza delle domande per alleggerire il carico della Tari 2020 al 15 luglio e non più al 25 giugno come dichiarato in precedenza. Ma questa non è l'unica novità a cui si è pensato per poter dare un po' di respiro. Abbiamo spostato in avanti la scadenza per permettere. Un'altra novità che abbiamo messo, abbiamo dato la possibilità di fare delle rateizzazioni della Tari per a lungo 10 anni. Quindi poter rateizzare le bollette dell'immondizia che non sono state riuscite a pagare nel periodo del Covid, dà l'opportunità a tutti di partecipare al bando di 4 milioni e mezzo, quindi una rateizzazione di 10 anni, 4 milioni e mezzo a favore delle attività produttive che viene dal bilancio del Comune di Venezia. Questo veramente serve per riuscire a lanciare la ripartenza delle attività produttive. È un segnale di vicinanza da parte di questa amministrazione che fa di tutto per trovare delle soluzioni importanti per la città, per la loro ripartenza. Le richieste si potranno inserire nel portale e dovranno essere di contributo a aziende con ricavi minori o uguali a 5 milioni di euro, 10 milioni se si tratta di strutture ricettive, e dovranno dichiarare di aver patito un calo del fatturato di almeno il 30% o più a causa delle chiusure imposte dal lockdown o dei mancati incassi per assenza di clienti. Il bando che appunto è uscito dà la possibilità di avere questi soldi in base a quante sono le perdite, quindi chi avrà dal 30% in avanti sarà distribuito in maniera in scaglioni, quindi chi ha avuto più danni con il Covid avrà qualcosa in più da risparmiare nelle bollette. E intanto un settore che in questi mesi tremendi non si è mai fermato è quello dei panificatori.
Era un periodo di emergenza, non sapevi bene a cosa andavi incontro. È stato un periodo molto molto duro, sinceramente. Loro, i panificatori, non si sono mai fermati, anzi dall'inizio della pandemia, per dare uno dei pochi servizi rimasti, hanno fatto ancora di più, allungando gli orari di lavoro per gestire l'afflusso di gente con le nuove disposizioni in materia di sicurezza. Sinceramente avevamo anche paura del personale esterno. Ci sono arrivate anche proposte, ma non sai a cosa vai incontro, quindi il personale rimaneva quello, aumentavi solo l'orario di lavoro, in modo che comunque anche ci fosse meno contatto tra il personale. Poi dovete pensare che ognuno a casa ha una famiglia con delle persone anziane, genitori anziani, ma e anche dei figli giovani, piccoli, anche molto piccoli, e quindi una paura, ma comunque tutti sono venuti a lavorare lo stesso. Abbiamo riscoperto il nostro ruolo sociale, confida Tiziano Bosco, presidente del gruppo panificatori Unascom di Treviso, che è riuscito ad organizzare dei servizi di consegna pane a domicilio grazie al volontariato. Delle associazioni di volontari che portavano il pane alle persone che erano a casa in quarantena o che erano malate, o anche persone anziane che non era il caso che si muovessero da casa. Ci sono stati dei clienti che ci hanno ringraziato, ci hanno portato dei doni, dei bambini ci hanno fatto le letterine con il disegno. È stata una bella soddisfazione, ci siamo sentiti anche importanti, gratificati. Per loro non ci sono stati ristori in quanto attività aperta, eppure i costi sono stati tanti, dai dispositivi di sicurezza, guanti e visiere alla perdita di grossi clienti come ristoranti, bar ed alberghi. Un lavoro, quello del panificatore, che si sta lentamente trasformando. In futuro, oltre al pane, potremmo comprare anche un giornale. Il futuro probabilmente sarà quello di ibridare le nostre aziende, di cambiarle, e qualcuno le ibriderà, farà ristorazione, farà caffetteria, pasticceria, magari, perché no, anche un'edicola piuttosto che una mostra di quadri. Insomma, reinventarsi e adattarsi sempre per continuare e riuscire ad andare avanti in questo momento così particolarmente difficile. Siamo nel cuore di Vicenza, Gabriella Basso è collegata. Gabriella, ci vedi? Eccoci qua. Allora, cronaca, è stato ritrovato il corpo di un uomo senza vita nella sua abitazione, e poi insomma raccontaci un po' che sta succedendo in questa giornata, cosa c'è da aspettarci da Vicenza. Sì, buongiorno Vanessa, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri un uomo sui 60 anni in casa propria, purtroppo via Paiello, questa è la zona, siamo a ovest di Vicenza, purtroppo in avanzato stato di decomposizione. L'uomo sembra fosse un tossicodipendente, perché a fianco a lui, per terra, anzi proprio vicino al braccio, è stata trovata una siringa, probabilmente una morte per overdose, e l'uomo probabilmente viveva da solo, nessuno ha dato l'allarme e solamente i vicini, sentendo il forte odore, hanno avvisato i carabinieri, il SUEM e i vigili del fuoco, che poi hanno appunto aperto la porta facendo questa terribile scoperta. Ma questa mattina c'è stato anche un incidente sul lavoro, siamo a Isola Vicentina, dove un operaio di una ditta di Bresciano, che aveva l'appalto per l'ampliamento di un magazzino, di un panificio, di una ditta che si chiama Forno d'Oro, sembra che ovviamente stanno indagando gli uomini dello Spisal, però sembra che quanto sia accaduto, la dinamica insomma sia la seguente, ovvero l'uomo stava aiutando nello spostamento di una trave, cioè c'era un operaio che lavorava con la gru, la spostava e lui la teneva, sapete, per fargli dare la corretta direzione, la teneva con una corda. Non si capisce cosa sia successo, sta di fatto che c'è stato come una specie di rimbalzo. L'uomo, il 43enne, questo l'età dell'operaio vittima dell'incidente, è stato colpito da questa trave, ma la cosa peggiore è che così facendo si è sganciato il caschetto di protezione, è caduto all'indietro, ha sbattuto la testa e l'ha sbattuta su un'altra trave che era già stata posizionata e particolarmente tagliente. Sul posto immediatamente sono accorsi i soccorsi, il SUEM 118, è arrivato anche il soccorso, che ha trasportato il 43enne in gravi condizioni ed è in rianimazione in questo momento all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
Ecco, tra l'altro una situazione, quella degli incidenti, infortuni sul lavoro, incidenti anche mortali, perché se ne sono registrati purtroppo anche di mortali sul lavoro, stanno aumentando, sono praticamente di ordinaria amministrazione. È bruttissima, una cosa da dire, però è così, ne succedono tantissimi negli ultimi tempi. Sì, infatti fai conto che dall'inizio dell'anno i dati sono sia dell'INAIL ma dello SPISAL, anche insomma dall'inizio dell'anno ad aprile, a questo momento sono i dati che abbiamo, sono ben 26 le vittime, vittime inteso incidenti mortali sul lavoro in Veneto, quindi un dato molto insomma forte, molto importante, e ancora una volta fa capire che c'è ancora molto da lavorare proprio sulla sicurezza sul cantiere, anche se in questo caso l'operaio aveva il suo caschetto, aveva tutto quanto, però chiaramente c'è ancora stato qualcosa evidentemente che non andava in quelle che sono le procedure di sicurezza che vengono attuate, garantite dalle aziende e che anche gli operai molte volte seguono. Bisognerà capire esattamente poi qual è stato che ha portato appunto a questo incidente sul lavoro, che fortunatamente per il momento non è mortale, ma sicuramente è un incidente molto grave. Certo. Gabriella, ecco, tu avevi parlato fuori dal microfono di un discorso relativo alla maglia nera di Vicenza per quanto riguarda i decessi per overdose. In che senso? Sì. Nel senso che purtroppo a Vicenza questo triste primato di molte morti per overdose, è una delle province del Veneto ovviamente con la più alta incidenza di morti per overdose, soprattutto eroina, e rimane ancora questo zoccolo duro di tossicodipendenti che fanno uso di eroina, che vanno anche al CERT, che sono perfettamente conosciuti magari dalle strutture sanitarie, ma rimane uno degli elementi ancora da comprendere perché questa cosa nel Vicentino sia particolarmente forte. Verrebbe da pensare, forse per questa presenza di questo, tra virgolette, anche se è brutto dire, mercato della droga, che è Campomarzo, anche se l'amministrazione comunale ha vari impegni, sta facendo varie azioni per riqualificare il parco, sia da un punto di vista proprio complessivo, strutturale, con tutta una serie di lavori che sono iniziati e continueranno, ma anche portando eventi e manifestazioni per sottrarlo a quella che è il mondo dello spaccio. Però rimane il fatto che Vicenza è una delle piazze anche importanti proprio per l'approvvigionamento, lo spaccio della sostanza stupefacente, vengono anche da fuori provincia per comprarla. Tra l'altro abbiamo trasmesso poco fa un servizio che riguardava il quartiere San Felice e c'erano i propri residenti che dicevano adesso che la polizia si è concentrata, appunto come dicevi poco fa tu, su Campomarzo per cercare di togliere tutto quello che è degrado, spaccio e quant'altro da quella zona importante per la città, non è che sono spariti, si sono spostati, no, pare. Sì, infatti diciamo che le zone poi dello spaccio rimangono sempre le stesse, ampliandosi, nel senso che per esempio via Adenauer, piuttosto che Parco Fornaci, piuttosto che San Felice, rimangono le zone purtroppo deputate ancora allo spaccio di sostanza stupefacente, però in maniera diffusa, allargata, non c'è un punto specifico, c'è la chiamata al telefono, arriva lo spacciatore in bicicletta con la dose necessaria, lo scambio è rapido, veloce, non c'è, può essere in un angolo del parco piuttosto che in un altro, oppure piuttosto in un angolo della via piuttosto che in un altro, in un parcheggio, quindi è proprio veramente diffusa la cosa, e anche se bene o male poi, come dicono sempre i residenti che ci raccontano, di fatto sono sempre gli stessi i soggetti che spacciano, sono noti, arcinoti, sia la gente che vive il quartiere, sia anche dalle forze dell'ordine. Non è che non siano conosciuti, il problema è che poi da conoscerli, da denunciarli e farli rimanere in galera, diciamo che c'è molta strada da fare, ecco. Ecco, situazione Movida invece com'è in centro città? Allora, per quanto riguarda la situazione Movida, domani c'è un altro comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza dove verrà ancora, sai che c'è in ballo la possibilità di fare una sorta di Movida a numero chiuso e se ne sta discutendo. E per quanto riguarda lo scorso weekend con il pattuglione interforze che era stato previsto, è andata bene, anche se diciamo che molto ha giocato sicuramente il clima torrido di giorni
giorno come di notte, che ha portato molta gente fuori città, quindi anche molti ragazzi, anche molti soldati americani non sono arrivati in centro, quindi è stata una movida più leggera e comunque ipercontrollata, possiamo dire. Di certo rimane comunque il fenomeno e quindi bisognerà continuare a lavorarci sopra e continuare a trovare delle soluzioni, perché non è che il caldo perduri e quindi magari la prima occasione che tornerà a essere un po' più fresco ci si ritroverà di nuovo in questa piccola via, perché con Tra Pescherie sono 50-60 metri in centro storico, ma lì si concentra, diciamo, la parte forse purtroppo peggiore della movida, nonostante ci siano ristoranti, ci siano locali anche assolutamente, totalmente tranquilli. E quindi domani nel Comitato dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza l'argomento rimarrà all'ordine del giorno. Ultima battuta, Gabriella, situazione vaccinazioni, com'è lì? Continua la vaccinazione, sempre assolutamente in regola, nel ritmo, nel trend ovviamente regionale, e anche i medici di base stanno vaccinando. Ne parlavo proprio poco fa con un medico di base di una medicina di gruppo, che domani hanno una media loro hanno una media di 300 vaccinazioni e loro fanno una volta, sai che sono divisi per distretti, quindi ovviamente loro hanno un giorno alla settimana, 2 giorni alla settimana, anzi, e quei 2 giorni hanno 300 persone da vaccinare, quindi c'è comunque la risposta e molti si rivolgono al medico di base per la vaccinazione, forse anche magari perché così evitano magari di fare code che potrebbero esserci nei grandi hub, nei grandi centri vaccinali, anche se effettivamente quello della Fiera di Vicenza è organizzato in modo che sfruttando praticamente tutte le ore del giorno, compreso la sera fino a tardi, si riesce a smaltire tranquillamente quello che sono i numeri delle persone che vanno a vaccinarsi. Sì, anche perché magari col medico di base hanno anche più confidenza, più fiducia, anche sapendo che il medico conosce tutto del paziente, quindi insomma sono anche più tranquilli magari. Sì, sicuramente alcuni è per quello, alcuni è proprio perché sono proprio vicini a casa, è più comodo. Certo. Obiettivamente andare in fiera significa prendere la macchina, un mezzo pubblico, arrivare, aspettare, stare magari fuori, anche se hanno messo le sedie e tutto, magari al sole, al caldo. È diverso. È più semplice di sicuro per chi, soprattutto quelli del quartiere, arrivare e andare dal medico di base. Bene, grazie alla nostra Gabriella Basso, grazie Gabriella, davvero buon lavoro e tutte le informazioni poi nel telegiornale TG Vicenza questa sera 19:15. Noi ci fermiamo per qualche istante. Rieccoci in diretta, ben ritrovati dopo l'incidente aereo di sabato scorso che è costato la vita all'anziano pilota avvenuto proprio in prossimità dell'aeroporto Allegri di Padova. Torna tutta l'area sotto i riflettori perché si tratta di una pista d'atterraggio e decollo a una manciata di centinaia di metri da un luogo abitato. Perché qua ci arrivano quando atterrano arrivano dalle case qua, arrivano, ce le troviamo qua sopra più di una volta, è sempre un rischio per me. Io non me ne intendo più di tanto, però. C'è chi dice ma i voli sono pochissimi. Sì, però visto e considerato cos'è successo, noi ci poniamo anche il problema per la nostra incolumità. Io non ho problemi, non mi sento a disagio a vivere vicino all'aeroporto. Qualche volta passano tanto bassi, quello sì. Basta, dopo non è che mi dà fastidio. Ci deve essere l'uso del 118, però vari aerei che non vengono qua, insomma. Quando passa l'elicottero, non so, quella è la specie di trema tutto, vetri e passa molto basso, insomma. L'aeroporto non si può stare in città dove ci sono gente, le case, deve essere un po' come fuori, dove c'è come foreste, non ci sono le case vicino. Per me preoccupa un po', è un po' pericoloso. Al momento l'amministrazione comunale di Padova attende gli esiti delle 2 inchieste sull'incidente di sabato prima di prendere una eventuale decisione sul futuro dell'area dell'aeroporto. Se un esito fosse tale
da portare alle queste indagini a ritenere l'aeroporto impossibile da essere messo in sicurezza, c'è l'apertura e il dialogo totale da parte dell'amministrazione di Padova di dialogare con l'ente e quindi aeroportuale in demanio quindi con lo Stato per trovare una soluzione che vada prima di tutto a salvaguardare la sicurezza dei cittadini. È morto il pilota? Mi dà pietà, è pietà, però ha lasciato una famiglia, è una cosa molto pietà. Questione mascherine, il via libera da parte del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, allo stop delle mascherine già dal prossimo 28 giugno. Il CTS ritiene che nell'attuale scenario epidemiologico, a partire proprio dal 28 giugno, quindi da lunedì prossimo, con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto, salvo i contesti in cui si creino le condizioni per assembramento, ha scritto in una nota lo stesso comitato. Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, così il ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook, ma sempre, continua il ministro, nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dallo stesso comitato tecnico scientifico, e secondo gli esperti del CTS sarebbe opportuno quindi mantenere il distanziamento se non si è congiunti e mantenere anche la mascherina che andrà indossata nei luoghi a rischio assembramento all'aperto, così come sui mezzi di trasporto, ma non quando si è a tavola. Sulla decisione ha influito anche la percentuale dei vaccini somministrati in Italia. Al momento si parla di oltre il 53% della popolazione che ha almeno una dose, mentre il 27% a livello nazionale avrebbe completato il ciclo di vaccinazioni. E a proposito di mascherina sì, mascherina no, chissà se veramente dal 28 si potrà togliere anche all'aperto, abbiamo chiesto alla gente che ne pensa. È ora di dire addio alle mascherine, sì o no? L'opinione dei bellunesi si divide tra chi spera di toglierle al più presto, chi confida nel buon senso e chi preferirebbe aspettare un po' per scongiurare eventuali altre ondate di contagi. Io sono pro l'uso delle mascherine negli ambienti al chiuso, però penso che all'aperto sarebbe meglio toglierle, a meno che non si sia in situazioni di rischio, se no lì va bene tenerla. Sicuramente da una parte è meglio per tutti, però dall'altra secondo me bisognerebbe tenerla finché non siamo sicuri che tutto sia finito. Sicuramente sotto un certo punto di vista è una liberazione, soprattutto d'estate, perché col caldo diventano un po' fastidiose, però sì, fino a prima che arrivasse questo caldo molto afoso, se devo essere sincero non me la sono mai vissuta male la mascherina, anzi non mi ha dato alcun fastidio tenerla su. Sono a favore, specialmente andando fuori, se ci sono assembramenti è giusto tenerla, però se sei fuori, se sei isolata, se vai a fare una passeggiata, sia giusto levarla. Io la levo e poi la metto quando incontro gente. Intanto in queste ore il parere del CTS e poi le date di quando cadrà l'obbligo di indossarle all'aperto. E adesso andiamo a Bassano del Grappa con il duro intervento da parte della referente del FAI bassanese Maria Rosa Zanotto dopo il crollo di parte del tetto dello storico ex teatro Astra. Zanotto lancia un appello importante sia alla sindaca di Bassano Elena Pavan che alla proprietà dell'immobile. Io voglio ricordare che questo è un luogo del cuore FAI da anni e che questo progetto è stato sostenuto da centinaia di cittadini bassanesi che hanno firmato e da Rete Veneta che ci ha molto aiutato. Adesso dico, ha portato pazienza all'infinito, alla fine ha fatto una scelta, come dice la canzone di Sanremo, fai rumore, è crollato. A questo punto cosa può dire ancora di più questo teatro? Già, cosa può fare ancora di più quello che fu un luogo simbolo della cultura e dell'arte bassanese, lasciato dalla proprietà in uno stato di totale abbandono, sino a quando la settimana scorsa il tetto è franato sulle poltroncine che accolsero milioni di persone. Adesso di lui restano i sigilli sulle porte e le transenne che inibiscono l'accesso nella parte centrale, perché non si sa ancora quali pezzi potrebbe perdere. Resta un sopralluogo, restano promesse di dialogo da parte di un'amministrazione guidata da Elena Pavan che arriva sempre il giorno dopo.
In passato ci sono stati grandi eventi, qui sono state fatte grandi opere, qui venivano artisti a livello mondiale e tutta Bassano ne ha goduto di questo. Adesso cosa vogliamo fare? Lasciare che cada ancora? La voce di Maria Rosa Zanotto, referente FAI bassanese, è in realtà la voce di tante persone che rivogliono il loro teatro. E a nulla serve l'immobilismo del Palazzo Municipale, non serve questo a Bassano. Io ricordo che la Pavan ha fatto la sua battaglia politica prima di essere eletta sindaco con il teatro. E allora mantenga la sua parola e faccia quello che ha detto, deve solo mantenere la sua parola. E faccio un appello anche alla proprietà, vogliate bene a questo luogo del cuore, restituiamoci un teatro. E restiamo a Bassano perché c'è stato un intervento da parte del presidente dell'Associazione Amici dei Musei di Bassano, un ultimatum che ha voluto lanciare Marcello Zannoni all'amministrazione in merito alla donazione proposta di 2 tele da Pontiane, nei confronti della quale è stato alzato un vero e proprio muro da parte soprattutto della sindaca Pavan e dell'assessore alla cultura Cabionne. Io oggi ho scritto una lettera al sindaco nella quale, al di là di ogni altra considerazione, ma alla luce della mia richiesta a nome di tutti i donatori e alla luce della sua risposta, dico, sintetizzo tutto con un appello al buon senso, chiedendole: lei e la sua amministrazione, una volta che riceveste i 2 volti, li esporreste al museo o li destinereste ai depositi? Un'unica domanda e una risposta molto secca, ma una risposta ci vuole. Il presidente degli Amici dei Musei di Bassano, Marcello Zannoni, lancia un ultimatum alla sindaca Pavan. Serve buon senso, non sterili passaggi burocratici, dice, esprimendosi sull'affaire da Pontiano dopo la proposta di donazione di 2 tele dell'illustre pittore del Cinquecento da parte di privati e il muro alzato dall'amministrazione comunale. Una certa logica tipicamente burocratica, cavillosa, poi alla fine ti porta a dire non ci leghiamo le mani. Beh, insomma, allora neanche il donatore si lega le mani e alla fine non si vede niente, e dopo aver perso la Pala di Sant'Anna si perdono anche questi 2. Se si ragiona così coi parocchi non si va certo molto lontano. E se l'obiettivo è ambizioso e va al bene di tutti, anche qualche piccolo spigolo si può smussare. Diversamente ci si irrigidisce e non si combina niente e si fanno disastri. Cita un esempio che fa pensare, e molto, sulla gestione della cultura a Bassano da parte dell'amministrazione Pavan. Sentite un po'. Tutti sanno, perché tutti leggono, che in San Francesco c'è un originale di Guariento. Sono 2 i Guarienti che abbiamo, uno in San Francesco e uno in museo. Nel sito del museo c'è scritto che quello che è in San Francesco è copia di quello del museo. Il comune non può dire di non saperlo, perché un articolo è stato pubblicato. Ciononostante, il sito non ne ha recepito. C'è una tale, come possiamo dire, trascuratezza, noncuranza. Ma chi le ha scritte queste cose? E una volta che è ben comprensibile, è stato detto pubblicamente, correggete, non gli interessa niente, questo è il problema. Parlare con persone a cui non interessa niente, e se li metti un po' alle corde ti tirano fuori i cavilli. Basterebbe un po' di umiltà da parte di chi governa, insomma, mettersi all'ascolto delle persone, consultarsi con chi è più esperto, avere voglia di dialogare sempre e dare il giusto onore a chi ama davvero la sua Bassano, non arroccarsi nel palazzo di via Matteotti. È solo questo che chiede la città. I familiari di Alberto e Francesco Stella, che erano stati accusati, 2 fratelli accusati della morte del barista Alessandro Sartor e poi prosciolti, lanciano l'idea di un'associazione contro l'odio social. L'incubo per i fratelli Alberto e Francesco Stella è durato 2 anni, trattati da assassini coperti di menzogne e stritolati nel tritacarne social con insulti e messaggi di morte. È stato un lungo periodo di dolore per tutta la famiglia, con prove difficili, dalla carcerazione alla gogna mediatica senza precedenti. La ferita è stata molto profonda e si fatica sicuramente a superare questi momenti che abbiamo vissuto. Una triste vicenda che aveva portato i 2 fratelli a 4 giorni di ingiusta carcerazione revocata dopo l'esito dell'esame autoptico sullo sfortunato barista Alessandro Sartor, deceduto per cause naturali. Gli Stella stanno ricominciando la loro vita, la serenità è tornata, ma la vicenda ha segnato per sempre il loro stato d'animo. Siamo una famiglia unita
e quindi abbiamo fatto dell'unione la nostra forza. Ci sono altre persone in situazioni simili alle nostre che invece non ce l'hanno fatta. Assieme allo zio Gianantonio Stella, ex ispettore capo di polizia, morto 10 giorni prima della sentenza di archiviazione, hanno creato un'associazione Liberi dall'odio per combattere ogni tipo di calunnia. Da quest'odio che abbiamo potuto vivere in prima persona, abbiamo voluto, grazie ai nostri familiari, istituire anche un'associazione che combatterà appunto quest'odio. L'associazione Liberi dall'odio si propone quello di entrare nelle scuole con dei professionisti, quindi dei sociologi, degli psicologi che ci aiuteranno, proprio perché questo clima di odio deve uscire dalle nostre vite. Aiuteremo inoltre tutte le famiglie che non hanno la possibilità di affrontare tutto questo, e ci promuoveremo inoltre per una proposta di legge. Non ci possono essere nei social dei profili falsi, perché devono essere responsabili delle proprie azioni, di quello che dicono. Andiamo a Vicenza, domenica prossima, il 27 giugno, giornata ecologica, ma sarà anche una giornata dedicata alla festa della bicicletta. Velocittà, una città in bicicletta per la prima giornata ecologica di domenica 27 giugno, un calendario dalle 9 alle 18 a Vicenza, fitto di almeno 25 diverse iniziative per un centro storico senza traffico. Si va dai laboratori agli spettacoli, alle tavole rotonde, ai percorsi di abilità per famiglie, per provetti ciclisti, con almeno 5 diversi itinerari, una mostra di bici antiche al Museo Naturalistico Archeologico. Una giornata ecologica tutta dedicata al tema della mobilità sostenibile, in particolar modo della bicicletta, perché abbiamo voluto delle giornate davvero a tema, una giornata davvero a tutto tondo. 12 le associazioni promotrici dell'evento. Ci sono bambini della scuola primaria che non sanno andare in bicicletta, non hanno spazi sicuri dove andarci, perché se non hanno un giardino, un quartiere molto tranquillo, è molto difficile per loro. È proprio lo stile di vita del quotidiano che deve cambiare. Ideatori dell'iniziativa anche Paolo Zancan ed Enrico Bisogno. Una città diversa è possibile, con l'impegno di tutti noi, ecco, da qui siamo partiti. Un sogno, se ne occupa il prossimo servizio, il Giro d'Italia a cavallo. Un sogno che si realizza convertendo un periodo negativo dettato dalle conseguenze del Covid, la perdita di lavoro, in un'avventura. Così Jessica ha iniziato a pianificare il Giro d'Italia a cavallo, in sella alla sua fedele compagna di viaggio, Fatira di Pegaso. Con il Covid mi sono purtroppo perso il lavoro e ho tutto un tratto avuto la possibilità di avere un sacco di tempo libero per me e ho pensato di investirlo nella realizzazione di questa piccola impresa, nonché sogno. Ha già percorso un primo periodo di prova in Friuli. Ho già percorso, come diciamo, test drive, ho fatto tutto quanto il percorso del Friuli, quindi sono stata in avanscoperta da Tolmezzo, le Alpi Carniche fino a Moggio Dinese, poi siamo scese verso Lignano e abbiamo appunto percorso questi 480 km alla scoperta di nuovi tracciati da poter effettuare a cavallo, quindi per incentivare il settore equestre. Ferma per pochi giorni, ora è pronta a tornare in sella per percorrere il versante adriatico, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, fino alla punta dello stivale e risalire su in quello tirrenico. Organizza le soste in aziende agricole o maneggi per garantire il foraggio al cavallo e avere un posto in cui ripararsi, ma tutto si basa su imprevisto e capacità di adattarsi alla natura e al clima. Ho strutturato una media di 30 km al giorno, ho fatto salvi gli imprevisti che sono purtroppo un quotidiano, perché magari tra le piogge, alberi caduti, frani, recinzioni, strade bloccate non è facile, anche l'urbanizzazione non rende il nostro percorso molto agevole, però siamo un po' due pionieri, andiamo alla scoperta e ci stiamo destreggiando. Diciamo che cerchiamo sempre di tenere valida un'alternativa, quindi qualora la strada diventasse troppo pericolosa. È davvero una gran bella iniziativa questa, e questo era anche il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ricordo gli appuntamenti serali 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Una buona giornata a tutti voi, arrivederci.